Ciao a tutti! Grande ritorno di Vurdalak, che è un bel pezzo che non vedo in partita, però per fortuna mi ha mandato un replay, quindi potremo godercelo in replay. Questo, se non ricordo male, è un tutti contro tutti, che per me dovrebbe essere anche il primo tutti contro tutti che commento, perché non ne ho altri. Ne approfitto per dirvi, se ne avete qualcuno di interessante mandatemelo, perché sono sempre, insomma, tanto per variare un pochino. Vurdalak ve lo ricorderete nel video che ho fatto intitolato In viaggio con Vurdalak. Io l'avevo conosciuto sul forum di Battlecraft, mi aveva scritto di essere un abbacchione, dice no, non mi sono mai nemmeno piazzato in Lega, dai facciamoci una partita insieme così mi aiuti. In realtà era tutto un inghippo, perché è vero, non aveva fatto una partita, non aveva fatto nemmeno una partita di piazzamento, però aveva fatto tutti gli achievement, tutti del single player, aveva una marea di punti ed era veramente in gamba. Quindi a parte quel conoscere quelle subdole strategie classiche che una mente umana può pensare a differenza di un computer, a livello di micro e macro è veramente in gamba questo ragazzo, quindi sono sicuro che questo video sarà qualcosa di interessante, o almeno da parte sua. Non so se gli avversari saranno dei nabacchioni o faranno qualcosa di bello, ma vediamo. Qui abbiamo una probe che si mette a infastidire, ma subito doppio SCV per andare a difesa. Questa mappa, tra parentesi, non l'ho mai vista, anche perché io per primo non gioco tanti tutti contro tutti, è molto piccola, offre poco spazio di costruzione nella main, un'espansione relativamente facile da difendere subito dopo e basta. Non c'è più niente, c'è una torre Xelnaga al centro e poi vabbè ci sarebbero slot aggiuntivi, quindi loro quanti sono? 4, rimangono altri 4 slot, quindi sì, in teoria sono comunque 4 basi a testa, però col rischio di doverle andare a costruire in giro. Interessante. Il controllo della torre Xelnaga al centro sarà praticamente impossibile, insostenibile, visto che è un tutti contro tutti. Apertura uguale per tutti, presta poco. Qua vediamo che c'è già una forgia, strano, per un'apertura a produrre il prima possibile, visto che non tutti contro tutti penso che la cosa più importante sia potersi difendere il prima possibile, no, però vedo che la stanno facendo in due. Io non me ne intendo assolutamente di tutti contro tutti, quindi non so quale sia la strategia, probabilmente è molto personale, c'è chi preferisce andare di difesa nella speranza di non essere attaccato e lasciare che gli altri si scannino per poi attaccare all'ultimo, o c'è chi va di produzione massiva utilizzando quindi comunque l'esercito come difesa e quindi anche come attacco, perché tra riempirsi di cannoni fotonici e andare di, ecco qua giustamente ho visto c'era una zona d'ombra, quindi questo ha fatto bene a costruire. Cioè, non lo so, penso che sia appunto molto personale, c'è chi è più aggressivo e quindi punta sull'attacco come difesa, rischiando però di rimanere scoperto agli attacchi degli altri, perché quello è il vero problema, non tutti contro tutti, il primo che attacca, il primo che subisce, se non ha buone difese, cioè i primi due che ingaggiano combattimento è facile che siano quelli che perdano, perché chi subisce l'attacco, anche se dovesse riuscire a respingerlo, gli costa molto e quindi poi se subisce un secondo attacco subito dopo a qualcun altro muore. Chi fa l'attacco ovviamente lascia la base scoperta e quindi se subisce l'attacco mentre ha le truppe al fronte perde, e quindi insomma non lo so chi se la sente di partire per primo. Vediamo che intanto Lian sta andando di robotica, cioè nel senso di unità robotica, che vorrà andare con la doppia fabbrica, vorrà andare di carri armati, Thor, Elion, roba così. Questo si chiama Damin, invece sta andando di mi sembra produzione semplice, Zeloti Stalker e una forgia, tanto per avere niente potenziamenti, a quanto pare solo qualche cannone fotonico in più. Vurdalak è stato il primo a espandersi, evidentemente ritiene la situazione, cioè ancora un piccolo rischio, perché spende in espansioni per un'economia più fiorente, rischiando nei primi minuti, se fosse stato attaccato subito avrebbe avuto difficoltà a difendersi, visto che vediamo che ha un solo marine, però se non verrà attaccato... Ah, centro di comando, no vabbè, io questa l'avrei fatta a fortezza planetaria, così fuori ed esposta è fondamentale, cioè nel senso, se hai speso tanto per avere una seconda base devi anche poterla difendere al meglio. Boh, non lo so, vediamo. Simbolo strano per lui. Ah, anche un simbolo cazzuto lui, no, il Vurdalak ne sa. Vediamo espansione anche per Face, che
si è fatto un bel muro di cannoni fotonici sperando di potersi difendere, non sta producendo niente, sta andando di macro. Nel frattempo Lan o Lian, no, sarà una doppia L, L maiuscola e L minuscola, Lan si sta chiudendo dentro gli SCV, sta costruendosi un'officina bellica e, come dicevamo, sta andando di robotica, quindi appunto di carri armati. Quindi, ricapitolando, abbiamo un Terran che vuole andare di carri armati, un TOS che sta andando di produzione massiccia di unità semplici, Zeroti e Stalker, senza espandersi, quindi puntando a una produzione rapida all'inizio. Abbiamo Vurdalak che ha puntato alla macro per poi puntare a un MMM, mi sembra, con qualche Helion a quanto pare, e un altro TOS che sta puntando anche lui a una macro ma molto più difesa, cioè ha puntato a tanti cannoni fotonici per avere difese per poi costruire con comodo, il che mi fa pensare a Lance del Vuoto, perché di solito quando un TOS punta a difendere bene 2 basi e a chiudersi dentro vuole fare Lance del Vuoto. Tanto il blu, cioè Vurdalak, si sta facendo anche il missile a ricerca, il che significa che vorrà andare di Raven. Bella una partita di Raven, perché è sempre interessante. Qui sta andando doppio spazioporto, quindi il che mi fa pensare che andrà di MMM contemporaneo a Raven, perché farà, o forse invece andrà di Viking presumendo un Lance del Vuoto, non lo so, vediamo. Sicuramente con questa andrà di Raven, perché non spendi tutti i soldi di questa ricerca solo che è apposta per i Raven senza poi andare di Raven. Qui sta facendo le sue casette tutte chiuse, cioè tutte abbassate. La seconda base è ormai perfettamente operativa, quindi direi anche che a risorse sta dando la merda a tutti. Intanto Lan decide di farsi la seconda espansione invece che sotto casa, che sarebbe stata comodamente difesa dai carri armati, dall'altra parte del mondo. Può essere una strategia, magari pensando che ormai gli scouting sono già stati fatti e nessuno andrà a cercarla, presume, e dice no, io me la faccio lì. Anche lui doppio spazioporto. Intanto vediamo il TOS che stava andando di produzione di Stalker e Zeloti, che continua ad avere una fracca di portali. Vediamo 2, 4, 6, 7, una fabbrica robotica, però non mi sembra di vedere ancora nessun observer, nessuna ricerca nemmeno per lui. Ah, laboratorio robotico, beh allora inevitabilmente sta pensando ai colossi. Intanto qua c'è già un pilone per una possibile terza espansione di Phase, che sempre più mi sta accreditando l'idea di andare, eccolo qua, di Lance del Vuoto. Ma come ci ho preso? Quando un TOS si chiude dentro con i cannoni fotonici e non produce neanche un'unità, sta andando di Lance del Vuoto. Terzo Nexus per lui, che produrrà tante Lance del Vuoto. Terza espansione anche per Vurdalak. Un tutti contro tutti che non sta scoppiando, cioè vediamo. Qua vedo delle unità ferite. Quando c'è stato lo scontro? C'è stato un drop, me lo sono perso, scusate, torniamo indietro, va visto il drop. Vediamo un po', le unità adesso non sono ferite, quindi ok, ma andiamo avanti e vediamo quando parte il drop. Che sarà sicuramente partito. Drop semplicemente di un paio di carri armati, ok. Vediamo che si deve allargare per gli Stalker. Beh, se avesse fatto un drop più convinto avrebbe fatto anche più danni. 2 carri armati da soli senza copertura di unità, insomma, non è che possono fare tanto. Sicuramente avrà infastidito, su questo non ci piove. Andiamo a vedere, doppio carri armati piazzati, eccoli lì. Boom! E le sonde partono, boom! Poi appunto arrivano gli Stalker e te li fraccano tutti. Già. Avresti dovuto direzionare i colpi e continuare a sparare sulle sonde. Comunque sì, solo 2 carri armati non possono fare tanti danni. Vediamo che infatti a danni, cos'è che c'è qua? Tu hai perso 5... Vurdalak ha perso 400 e quando? 400 persi con 0 perso, avrà perso delle strutture evidentemente, se le sarà distrutte da solo, non lo so. Vediamo che comunque tu hai perso 550 di carri armati per fare un danno di 250, quindi non ti conviene. Cioè, i carri armati hanno bisogno di copertura di unità che prendono i colpi mentre loro dal retro continuano a far danni. Intanto vedo che sta preparando altri drop, ti servirebbero più medivac, però
non hai fatto nemmeno un reattore e quindi sei un po' in ritardo. Doppio centro di comando che non so dove tu abbia intenzione di mandare. Intanto vediamo che il viola avrà cominciato a produrre in massa le sue belle lance, sì. 1, 2, 3, 4, quinto spazioporto per lui, cioè sì, poi non si chiama spazioporto ma si chiama portale stellare. Vurdalak comincia a far funzionare la sua terza base, che anche questa ha fatto a centro orbitale, comando orbitale, chissà perché. Sta ammassando di Marine senza neanche un Marauder, il che comunque gli tornerà utile contro le lance del vuoto, che sta anche potenziando la grande. Se sapete come la penso io sulle lance del vuoto e i Terran, bisogna andare di Ghost, perché una volta tolti gli scudi alle lance del vuoto non possono più fare nulla. Il secondo drop, anche quello gli ha portato più danni che altro, perché vediamo che ha fatto un po' di danni questo giro. Vediamo se tornare indietro a vedere un attimino anche questo, che me lo sono visto soltanto all'ultimo, ma non credo che sia successo niente di particolare. Vediamo che gli Stalker vengono prodotti ormai direttamente lì, e stanno per arrivare le due. Ecco, vediamocelo con calma. Sì, questa volta appunto, essendoci anche Marine che hanno fatto un po' da scudo, i carri armati hanno fatto in tempo a sparare qualche colpo in più, qualche Stalker è caduto, ma niente di che, sì, infatti. Questi sono solo scaramucce, bisogna vedere qualcosa di più serio. Ecco, vediamo questi due cosa farà. Le Evolver, dove le mandi? Madonna, guardate i carri armati che sta piazzando quest'uomo. Sì, è difficile nel tutti contro tutto perdersi, perché bisogna stare proprio attenti a vedere lì. Ah, giusto, stai caricando il SC perché sei tutto chiuso. Dove diavolo li stai mandando? Tutte e due qui. E che ci fai con 3 basi qui? Non riesco nemmeno a vedere dove ha intenzione di appoggiarle. Qua intanto sta lasciando giù un po' di SCV. Qui vedo il Raven di Vurdalak che va a vedere nella base nemica di Damim, e probabilmente vorrà piazzare qualche torretta, si presume, per infastidire i lavoratori.